Ecco come servire le castagne come aperitivo o snack. Ma non senza un olio garantito e tutelato dal Consorzio dell'olio extravergine di oliva Riviera Ligure DOP. Segui tutta la ricetta per scoprire perché è perfetto per questa preparazione. Qui anche il tagliere parla di olio e di olive, perché il legno è di olivo. Per questa ricetta che unisce il sapore dolce delle castagne al sale, utilizziamo un olio extravergine d'oliva Riviera Ligure DOP e mescoliamo e le mettiamo in teglia e via in forno a 200 gradi statico per 25 minuti con alcune accortezze. Dopo 10 minuti scuotiamo un po' le nostre castagne e altri 10 minuti. Negli ultimi 10 minuti aggiungiamo un rametto di rosmarino inumidito e anche un goccio d'acqua. Li mettiamo in una ciotola, sale e ancora un filo di olio a crudo. Un olio delicato dal sentore di mandorla e carciofo, ideale in 1000 preparazioni. Per sapere che è certificato DOP, cerca sempre il collarino giallo.